Sapete che giornata è domani? Domani è il 1° ottobre e si celebra la giornata internazionale del caffè. Perché vi direte è stata istituita una giornata di questo tipo? Intanto è curioso sapere che la celebrazione della bevanda caffè è stata istituita in Italia per la prima volta nel 2015 in occasione dell'Expo a Milano, però in realtà in tutto il mondo, già in America dal 2006, si celebrano queste giornate dedicate al prodotto caffè, ma è stato stabilito che è una bevanda che valeva la pena celebrare in quanto è una bevanda che è simbolo di accoglienza, simbolo di condivisione ed è una delle bevande più diffuse in tutto il mondo. Infatti, come simbolo dell'accoglienza noi la utilizziamo qua a Val Grande. All'arrivo infatti dei nostri ospiti noi spesso chiediamo se desiderano prendere un caffè all'italiana, oppure durante l'evento della colazione magari destinata ai nostri turisti noi presentiamo il caffè con la moka alla mattina. E voi invece di che caffè siete? Caffè espresso o caffè con la moka?